La sola foresta di Ampezzo produce più di 10.000 metri cubi di legname all'anno che vengono messe sul mercato nazionale. Purtroppo una buona parte di questa qua non viene valorizzata giustamente perché finisce allo stato grezzo all'estero, ma ci sono diversi progetti per la valorizzazione. Uno è anche quello della biodiversità, e lo studio della biodiversità di cui si collega al progetto BioDelta 4, e che significa riuscire a cucire al prodotto un valore aggiunto, che è quello di una ricerca che dimostra gli effetti benefici di un bosco curato e gestito secondo alcuni riferimenti della biodiversità. C'è ancora strada da fare, però la strada intrapresa è quella giusta, perché sarà quella che poi, oltre al valore economico del materiale, riuscirà a aggiungere un valore anche che andremo a ricavare, a rilevare attraverso lo studio, e che sarà il valore di un bosco che ha i fini terapeutici, ricreativi e sì, anche quelli economici.